o Dio o diavolo. A simili scherzi, che succedevano quasi ogni giorno, il buon Cumino, suo padrone, andava pensando: costui o è un dio o è un diavolo, ma un dio non può esserlo, quindi è un diavolo. Io debbo denunziarlo. Pertanto, non osando parlarne con i suoi, pensò di consigliarsi con un sacerdote vicino di casa sua. Andò a visitarlo e, quasi esterrefatto, gli narrò una filastrocca di cose viste e non viste, dipinte con tale vivacità di colori che trasfuse la sua persuasione in quel buon sacerdote, il quale decise di riferire la cosa all'autorità ecclesiastica. Fu tosto incaricato un canonico che mandò a chiamare Bosco. Questi si presentò mentre quel canonico stava distribuendo l'elemosina dei poverelli. Fattolo entrare nel suo studio, prese a dirgli con tutta serietà: caro Bosco, i superiori sono stati fin qui molto contenti del vostro studio e della vostra condotta, ma ora si raccontano tante cose di voi. Si dice che conoscete i pensieri degli altri, che indovinate i denari che altri tiene in tasca, che fate vedere quello che è bianco nero e quello che è nero bianco, che conoscete le cose lontane e simili, insomma. Fate parlare di voi. Fate sospettare che vi serviate della magia e che nelle vostre opere vi sia l'intervento del demonio. Ditemi dunque, in strettissima confidenza, in qual modo fate queste cose. Delle vostre confidenze non me ne servirò che per farvi del bene. Bosco, senza scomporsi, gli chiese 5 minuti di tempo a rispondere e gli domandò l'ora. Il canonico mise la mano in tasca e non trovò più il suo orologio. Se non ha l'orologio, soggiunse Bosco, mi dia una moneta da 4 soldi. Il canonico frugò in ogni tasca e non trovò più la sua borsa. Oh, briccone! Prese allora a dirgli, alzandosi incollerito: o voi servite il demonio o il demonio serve voi. Voi mi avete rubato la borsa e l'orologio. Non posso più tacere. Sono obbligato a riferire al vescovo e non so chi mi tenga dal darvi un sacco di legnate. A queste invettive Bosco sorridente rispose: stia tranquillo, signor canonico. Tranquillo un corno! Dove sono la mia borsa e il mio orologio? Signor canonico, si calmi, è tutta destrezza di mano. Bella destrezza di mano rubare borse e orologi. Le spiego tutto in breve. Quando giunsi qui da lei stava distribuendo l'elemosina dei poverelli e lasciò la borsa su quell'inginocchiatoio. Andando poi nell'altra camera, lasciò l'orologio su questo tavolo. Io ho preso e nascosto l'una e l'altro sotto questo paralume. Così dicendo, alzò il paralume che stava sul tavolo e apparvero tutti e due gli oggetti. Il buon canonico si fece dar saggi di altri giochi di destrezza, fece un buon regalo a Bosco e lo licenziò dicendogli: andate a dire a tutti che l'ignoranza è maestra di ammirazione.